A Corner, buon lunedì, come sempre siamo pronti per approfondire, per commentare, per sviscerare anche quelli che sono i temi legati alla partita del Catania. Ieri si è giocata la prima giornata della pool scudetto per quanto riguarda proprio il gruppo e il raggruppamento del Catania. Abbiamo conosciuto anche quella che è la prossima avversaria, che è il Brindisi, ma il Catania intanto all'esordio diciamo che ha steccato perché ha perso in casa 2-0 con il Sorrento. Parleremo di questo, parleremo di altro nel corso della nostra serata. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi Alessandro Vagliesindi. Buonasera. Grazie ad Angelo Patanè. Grazie a voi. Grazie a Buonasera. Marco Coppa. Salve, buonasera a tutti e grazie. E poi permettetemi di ringraziare e salutare, anche se non è qui con noi in studio, anche Angelo Micale, che da sempre ci accompagna in questa esperienza. Chiaramente sentiremo la tua mancanza, la tua assenza. Ma io non lo sento, cioè questa mancanza non l'avverto perché ovviamente Angelo continua a confrontarsi con me, era felicissimo che io dopodomani debba andare a Brindisi, conoscendo ovviamente il percorso, il tragitto, le difficoltà, e allora mi tiene sempre informato sul suo stato d'animo. Benissimo, questo mi fa piacere. Però come fattezze somatiche abbiamo trovato insomma l'alter ego perfetto che è Marco Coppa. Allora, io direi però di incominciare subito. Sì, vediamo questa partita, questo disastro del Catania e poi le mancanze, diciamo così, gli strafalcioni invece della terna arbitrale. Uno su tutti, ma intanto il montaggio è di Matteo Calvagno. Sentiamo, anzi vediamo cosa è successo ieri. Baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Violins playing and the angels crying when the stars are aligned, and I'll be there. Allora, abbiamo rivisto, abbiamo raccontato questa partita con le immagini e con la musica. Una partita da dimenticare. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Sicuramente, però segna in qualche modo anche il proseguo, no? Il cammino del Catania alla pool scudetto, Alessandro. Fra poco vedremo anche quelli che sono i risultati, no? Che sono stati ieri i risultati. Lo compromette abbastanza perché ora resta una sola partita da vincere assolutamente, anche con un punteggio rotondo per compensare la differenza reti negativa della partita di ieri, e poi sperare che l'ultima partita Sorrento e Brindisi possa in qualche modo dare ragione al Catania, perché ricordiamo passano le prime dei 3 gironi più la migliore seconda, quindi in linea teorica il Catania può ambire alla qualificazione come miglior secondo dei 3 gironi, perché altrimenti assolutamente sì. Quindi
diciamo che la partita di ieri sicuramente rende la strada molto in salita. Ci dobbiamo chiedere perché, considerato che questa squadra dal 19 marzo sapeva di avere questo appuntamento, quindi l'ha potuta preparare in teoria bene, 2 mesi. Anche se per ci è arrivare- arrivata non benissimo, diciamo, da un punto di vista stiamo arrivando al punto, diciamo, dei giocatori. stiamo arrivando al punto, forse, ma ovviamente col senno del poi è facile parlare, e partiamo sempre da una stagione straordinaria, 88 punti, insomma, vittorie a filotto per tutta la stagione, qualità media del gioco espresso buona. Dobbiamo capire perché questo regresso in corrispondenza di quello che invece doveva essere l'appuntamento finale, quello a cui tutti, per bocca della dirigenza, del tecnico, dei giocatori, tenevano. Esserci arrivati così scarichi ci apre degli interrogativi. Io lancio subito una prima valutazione per evidenziare l'importanza di un giocatore che è venuto a mancare nelle ultime partite, che è Marco Chiarella. Io credo che per caratteristiche Chiarella sia insostituibile in questo organico, perché è l'uomo che crea la superiorità numerica, apre il campo, è il vero esterno di ruolo di questa squadra, e quindi l'assenza che è maturata dalla partita di Aversa in poi ha creato secondo me degli scompensi proprio a livello tattico, e ha reso più problematica la fase offensiva in una squadra che si è allungata nel corso di queste ultime partite, cioè non ha avuto tenuto la più distanza tra i quelle reparti. distanze quasi perfette che le avevano consentito appunto di fare il rullo compressore per gran parte della stagione. Quindi secondo me l'assenza di Chiarella è un'assenza che sta pesando tantissimo, e lo abbiamo visto anche nella circostanza che il Catania nelle ultime 2 partite non ha fatto gol. Allora, questo è un dato che deve certamente fare pensare. Prima di sentire Angelo Patanè, che ha seguito tutte e 35 le partite, che ha raccontato tutte e 35 le partite sul campo, Marco Coppa, quello che ti chiedo, chiaramente vedendo dall'esterno tutto quello che stiamo raccontando noi, che abbiamo visto, poi magari andremo a vedere alcuni episodi, cercheremo di dare, non dico delle giustificazioni, ma capire perché sono accadute determinate cose. È possibile che una squadra che vince il campionato con così tanto e così largo anticipo, diciamo così, alla fine poi possa arrivare scarico all'appuntamento, non dico decisivo, perché l'obiettivo stagionale l'hai raggiunto, però quella può essere la ciliegina sulla torta, no? Io mi verrebbe da dire sì, per me potrebbe essere anche un po' normale, per chi ha vissuto il campo dopo un campionato del genere da parte del Catania. Io potrei dirvi che secondo me nella testa dei calciatori una reazione, in questo caso una flessione in senso negativo, potrebbe anche risultare assolutamente fisiologica e legittima. Poi è vero, ho visto un po' la partita, il discorso di Chiarella è un discorso da fare un po' per tutta la squadra, perché se poi scendiamo un po' nel particolare tecnico, nei dettagli, io ho visto una squadra molto lunga, una squadra che era sempre lontano dai rispettivi avversari, ho visto una squadra in difficoltà sulle palle lunghe, una squadra che non era mai presente sulle seconde palle, cosa che naturalmente il Catania ha fatto benissimo nell'arco di tutta la stagione. In questa partita in particolare non ha fatto, però se non l'ha fatto sicuramente non è un motivo di natura tattica, cioè ieri è stato un motivo tattico, ma credo che però la causa provenga da una reazione da un punto di vista psicologico. Questa è una squadra che ha stravinto un campionato, e poi vincere un campionato a Catania, il fatto di rilassarsi, davvero credo che non sia una cosa assolutamente da non mettere giù tra le cause e le motivazioni di questo tipo di prestazione. Sentirei anche Angelo Patanè. Il mio ragionamento, che forse si lega a quello di Alessandro, e probabilmente proviamo anche ad ampliare questo ragionamento. Tutto questo ovviamente in tempi molto contingentati per quanto riguarda questo primo segmento, perché vorrevo già subito hai preso il posto di Michele già così, cioè è andato via Michele e subito Michele gli ha lasciato, capisci come funziona fare subito una considerazione, sentire le tue impressioni e poi subito vedere l'episodio più discusso della partita e sentire poi immediatamente le parole di Lodi nel post gara. Però vedi Angelo, se noi partiamo
dall'elemento più discusso della partita, che è stato determinante nel risultato poi Permettimi, finale, anche condizionante. è condizionante, che è certamente uno tra i più gravi errori arbitrali che abbiamo visto durante tutto questo campionato, anche perché l'azione si snoda proprio a 1,5 metri rispetto al guardaline, che l'arbitro ha la visuale per poter accorgersi di quel tocco di mani evidentissimo, e allora l'errore diventa determinante. Ma non è una giustificazione, Ma attenzione. altrimenti chiudiamo la trasmissione qui e diciamo: per colpa di un errore arbitrale il Catania ha perso la partita. No. Non è così. Il nostro è un esame a 360 E allora? gradi, perché siamo partiti dalla considerazione come questa squadra abbia potuto fare questo tipo di prestazione. L'analisi, forse non dico onesta, ma quella che reputo più onesta, parte un po' dalle considerazioni di Alessandro, e come succede spesso nel nostro lavoro, quello che facciamo anche durante la settimana con Alessandro, viene smentito probabilmente da altri ragionamenti che sono altrettanto importanti e sintomatici di un Catania che abbiamo sempre raccontato come una squadra super corazzata in tutti i reparti, in tutti i ruoli, anzi una squadra con sovrabbondanza di giocatori importanti in tutti i ruoli, e ovviamente l'assenza di Chiarella è un aspetto condizionante, così come non dobbiamo dimenticare che il campionato, il tecnico lo ha vinto, la società lo ha vinto, ma diamo il merito al tecnico Ferraro con 2 mesi di anticipo. Questo è un encomio che non può essere cancellato da nessuna prestazione negativa che il Catania avrebbe potuto avere da quel momento in avanti. Però rimane l'analisi non tanto della partita di ieri col Sorrento, ma l'analisi degli ultimi 180 minuti. Cioè il Catania è rimasto in piedi perché, sotto un profilo emotivo, perché ha avuto da inseguire tanti record, ce li siamo inventati, alcuni erano reali, altri erano lo stimolo per andare avanti, il distacco, i punti, le vittorie in casa. A un certo punto, soprattutto nella partita col Trapani, è venuto meno anche questo ultimo incentivo per la squadra. La squadra è crollata a Trapani e quello doveva, secondo me invece, essere, e qua mi fermo perché poi magari lo approfondiamo meglio il ragionamento, il campanello d'allarme più significativo del tecnico e campanello d'allarme più significativo della dirigenza, perché c'era alle porte un scudetto alla quale la dirigenza ha sempre detto di tenere particolarmente per fregiarsi. Capiamo, è un triangolino tricolore, non varrà nulla, però il bigliettino di presentazione che voleva questa dirigenza fino alla scadenza naturale del contratto con i giocatori e col tecnico era quello di giocarsela fino alla fine. Da quel campanello d'allarme, anche tattico, perché il Catania, quando è andato in difficoltà a Trapani, abbiamo visto quello che purtroppo si è ripetuto anche ieri, e cioè una confusione tattica o un atteggiamento tattico per cui si ritiene di poter raddrizzare una partita mettendo in campo tutti gli attaccanti che ha a disposizione, un po' alla cialtrona, un po' in maniera confusionaria, facendogli pestare i piedi l'uno con l'altro, dicendogli: beh, entrate in campo e vedete quello che riuscite a fare, sguarnendo il centrocampo e addirittura azzerando quasi l'impianto difensivo e mettendo giocatori fuori ruolo. Questo è stato un campanello d'allarme che forse non è stato colto dalla stessa equipe tecnica del Catania. Da qui nasce la partita di ieri, che poi ha altri ragionamenti, altri risvolti. Abbiamo tempo, Sì. diciamo abbiamo tanto tempo fino alle 22, quindi possiamo discutere tantissimo. Cioè, il risultato di ieri, alla luce della partita col Trapani, non mi è parso un risultato clamoroso. Clamoroso è l'errore dell'arbitro, clamoroso è che il Catania abbia fallito l'ultima partita, diciamo, in questo torneo, in questo campionato in casa, e abbia perso per la prima volta in casa, ma il sintomo di una squadra sgonfia con quei giocatori c'era tutto, e ce lo siamo portati nelle 4 ore e mezza di viaggio di ritorno da Trapani. Lì probabilmente bisognava azzardare qualcosa. Poi ti dirò Angelo, cosa.
ci andiamo e ci arriviamo piano Sì, piano, basta. così stiamo incominciando a sentire Sì, anche lo so, e la leggere gente- gli umori che delle dico. persone che ci seguono da casa. Io direi di fare subito la prima sosta, dopodiché torniamo con le immagini, con il commento nel post gara di Francesco Lodi e poi la nostra discussione Anche su alcuni retroscena del bordo campo, con riferimento all'espulsione di Lorenzini. Allora, intanto possiamo vedere, andiamo in sosta e poi dopo ci ritroviamo con le immagini del gol, del vantaggio del Sorrento. Eccoci, allora torniamo in studio, come anticipato ricominciamo e ripartiamo intanto dall'episodio che un po' tutti insomma indicano come quello che ha fatto in qualche modo pendere poi l'equilibrio dalla parte del Sorrento, senza però togliere i meriti a questa squadra che al Massimino ha giocato davvero una bella partita, cosa che non ha fatto Gli abbiamo permesso di giocare una bella partita. Angelo. Se Questa l'hanno va- fatto evidentemente l'hanno potuto fare, no? Questo è il mio. È una bella squadra il Sorrento, non ci sono Vediamo, dubbi. guarda, noi Sì. possiamo continuare a chiacchierare, nel frattempo possono partire le immagini, grazie allora alla regia, grazie al supporto video. Vedete quanto accade, poi insomma ci sono anche degli altri errori su questo tentativo del Sorrento, però qui l'assistente è davvero vicinissimo, guardate cosa succede, in anticipo c'è certamente Lorenzini, mentre invece il pallone viene preso con la mano aperta e se la aggiusta in qualche modo, anzi se la aggiusta sicuramente, se la porta avanti, vedete Petito, eccolo qui, va a togliere praticamente il pallone dal controllo di Lorenzini, è un dato oggettivo, qui non c'è niente. Se torniamo sul campo largo per vedere Torniamo sul campo largo. dove è posizionato l'assistente, Dobbiamo ripartire di nuovo correndo dall'inizio. l'assistente. che è il signor De Palma di Guarda, eccolo Molfetta. qui. Assolutamente in linea. Questo qua, questo è Quindi il momento. non si capisce come non possa No, avere visto. dice no. Ma no cosa? Non c'è stato fallo di mano, Ho questo capito. dice Poi l'assistente. quando si è rivisto ieri sera magari avrà avuto qualche rimorso, no? Non lo so, su questo non so se poi c'è rimorso quando si commettono questi errori, perché probabilmente... Auguriamoci di sì. No, io dico che altrimenti- probabilmente c'è, altrimenti- io non voglio adesso, però non tutti possono fare tutto nella vita. Questo episodio testimonia che probabilmente il signor De Palma. probabilmente non è il suo mestiere fare l'assistente di linea, perché questo è un errore troppo grave. Però- Angelo, l'errore. Lo sai cosa ha detto, scusami Angelo, Sì. a Lorenzini sulle proteste post rete del Sorrento? Dice, ma non è che le potete vincere tutte in casa? Cioè, uno che fa un commento di questo tipo con un giocatore Diciamo, non già sappiamo- è esatto. inquietante. Ecco. Però Lorenzini paga a caro prezzo. Lorenzini paga a 4 caro giornate prezzo. di squalifica Tra per l'altro Lorenzini. le sconterà anche tra i professionisti, quindi è un danno non indifferente, non indifferente. anche per la prossima stagione. Ma sentiamo cosa ha detto nel post gara, poi torniamo sull'episodio, attenzione, lo commentiamo, ma sentiamo le parole di Lodi a proposito di quello che è il rapporto che c'è stato ieri tra la terna arbitrale e i giocatori del Catania. Una terna arbitrale che fa faccia a faccia con un giocatore penso che non si è mai visto. L'arbitro è andato faccia a faccia con Lorenzini, il collaboratore è andato faccia a faccia con me e minacciavano, dicendo muti, silenzio, fenomeni. Noi abbiamo chiesto solamente, era fallo di mano, palese, poi la risposta è quella lì, è giusto che fa alzare un pochino il nervosismo, però abbiamo perso un pochino la bussola e non deve succedere perché la squadra può ribaltare i risultati in qualsiasi momento. In quel momento lì ci siamo fatti prendere dal nervosismo tutti e questo non deve capitare. Ci sta che si sbaglia, però bisogna sbagliare in buona fede, così mi sembra che c'è qualcosa che non era di buona fede. Allora, questo è quello che dice nel post gara Lodi. Certamente non è stato il miglior Catania, non è stata la reazione giusta che ci doveva essere dopo il gol da parte del Catania. Devo essere sincero, non mi piacciono neppure le dichiarazioni di Francesco Lodi. Io ho apprezzato, continuo a apprezzare. Anche se comunque ammette e dice che la squadra
non doveva reagire in quel modo. Allora, Francesco è una persona di un'intelligenza e di un curriculum così elevato che si racconta da solo, e quindi non ha bisogno però di esporsi in questo modo alla fine di una partita che il Catania, ripeto, ha perso per un episodio scandaloso, nel senso che è un errore così tanto evidente sotto gli occhi dell'arbitro, sotto gli occhi del guardaline, ma di questi errori anche in passato e in categorie più consone a quelli che sono stati trascorsi del Catania ne sono avvenuti. Io mi ricordo calci di rigore concessi per falli 5 metri, 4 metri fuori all'area rigore. Ma a tutte le latitudini, A tutte le latitudini. E allora l'errore è evidente, l'errore è gravissimo, l'errore è condizionante, ma non è determinante alla luce del fatto che il Catania nei primi 45 minuti abbia provato a tirare in porta 1/1,5 volte, cioè Catania ha fatto una sola palla esatto, gol con Salamo nel primo tempo una di volta e testa. mezzo, Quello e non toglie il merito invece, o meglio il demerito del Catania di avere permesso a un buon Sorrento di esprimere il gioco che riesce a fare, ma lì a centrocampo eravamo davvero totalmente sbandati, sgonfiati, in attacco non siamo stati determinanti. Il problema, Angelo, non è soltanto un problema di reparti, No, perché chiaramente se a te non funziona il centrocampo e la distanza tra il centrocampo e l'attacco è ormai scollata la squadra. Se tra centrocampo e difesa non c'è comunicazione, diciamo che non è soltanto colpa di un reparto, ecco, mettiamola così. Ma diciamo che ieri, tutto sommato, però la supremazia l'abbiamo vista a centrocampo. In realtà, perché è la zona più importante, dove si vincono e si perdono tutte le partite, per cui poi quello che un po' viene agli occhi è sempre quella porzione di campo. Però io credo che quello che volesse dire Lodi è che probabilmente si può incappare in una brutta giornata. Quello sì, certo. E non è giusto perdere attraverso un episodio, un errore del genere da parte degli arbitri. Questi arbitri che poi, devo dire che ultimamente, probabilmente anche su indicazione dei loro responsabili, hanno un atteggiamento che è un atteggiamento sicuramente non di confronto con i giocatori, ma è un atteggiamento appunto presuntuoso, a volte arrogante, perché loro devono tentare di imporsi, perché devono tenere la partita in mano. Questo tipo di atteggiamento io credo che non faccia bene a nessuno. Vabbè, serve personalità per un arbitro, però la personalità non è detto che si debba per forza manifestare con questo tipo di comportamento da parte della ma soprattutto senza commettere errori. E questo a tutti i livelli. Noi dobbiamo dire il commissario che comunque ieri presente al Massino certamente avrà fatto una relazione tranciante sia sull'arbitro, che diciamo non è direttamente coinvolto dall'episodio perché era distante rispetto al punto, ma comunque un demerito essere distanti troppo dall'azione, ma certamente l'assistente arbitrale io ribadisco l'errore. Un errore del genere no, però dico l'arbitro può sbagliare. Ma poi l'atteggiamento. Il problema è quello. No, è stato censurato anche l'atteggiamento soprattutto da parte del commissario. Bisogna valutare. Perché lui diceva Lodi, mettersi a tu per tu, cioè è una cosa onestamente imbarazzante, no? Un assistente arbitrale, un arbitro che si mette a tu per tu con i giocatori. Io credo che quello invece sia sintomo e sinonimo invece di non una grande personalità. No, appunto. Perché un arbitro che ha grande personalità non ha bisogno motivo e bisogno di avere quel tipo di atteggiamento. Certo. Allora, nel frattempo chiaramente da casa dico? ci sono diverse posizioni. Indubbiamente sottolineano come l'errore del direttore o comunque dell'assistente sia stato in qualche modo determinante, perché fino a quel momento magari c'era stato sì il palo nel primo tempo di Scala, ma Beters non aveva fatto grossissimi interventi, grandi parate. Era 0-0. Era 0-0. C'era stata un'occasione per parte. Di una partita però, se non facciamo una premessa importante, facciamo finta che abbiamo scherzato. No, Angelo, abbiamo già detto più volte. La premessa importante è che questa partita, a detta della società, come diceva anche Alessandro, a detta dell'allenatore, a detta degli stessi giocatori, era una partita importante. Era l'ultimo, momento da vivere al Massimino,
davanti ai propri tifosi. Anche perché, Angelo, permettimi di dire che questa è stata l'ultima, anche se il Catania dovesse approdare alle semifinali, perché dalla prossima cominciano dopodomani i lavori alla Massimino. Sarebbe giocata Caltanissetta dalla prossima, quindi era ormai il commiato pre-estivo della squadra, perché l'interesse della società c'era nell'inseguire questo obiettivo. E allora, se al netto di tutti questi ragionamenti la partita di ieri il Catania non doveva pareggiarla, avrebbe potuto pareggiarla, ma la partita che il Catania era chiamato a giocare, non perché lo diciamo noi, non perché lo chiedono i tifosi, ma perché era un obiettivo comunque voluto dalla società, era una partita a vincere. Ora mi chiedo se la partita di ieri è stata una partita a vincere o non lo è stata. Lorenzini, tra il primo e il secondo tempo, voglio ricordare che uno dei giocatori più onesti che ho avuto modo di intervistare, sentire, confrontarci con lui, lo ha detto chiaramente: nei primi 45 minuti ancora eravamo sullo 0-0, non stiamo disputando una buona partita, abbiamo perso le distanze, stiamo perdendo. Catania inseguiva gli avversari in tutti i reparti. Perdeva duelli. Tu pensa che proprio Lorenzini si intesta una manovra e un contrattacco partendo dalla linea difensiva, superando il centrocampo, proprio per dare una scossa a tutta quanta la squadra, perché si è arrivati in questo modo. Poi mi fermo e magari, vedendo quello che ci dicono da casa, proviamo ad affrontare un altro ragionamento che invece ieri con Carlo Breve abbiamo accennato. Allora, da casa dicono che anche il Napoli ma anche il Napoli ha staccato la spina dopo aver vinto il campionato. Ieri ha perso col Monza 2-0. Quindi... Ieri scherzando vi avevo detto: ma allora cosa avrebbe dovuto fare il Milan? Insomma, diciamo che ci può stare, la giornata storta ci può stare sempre, però probabilmente ci si aspettava qualcosa di più, qualcosa di diverso. Non sono soltanto questi i temi che arrivano. Angelo, io posso dire di aver notato che le ultime 2 partite sono state preparate male. Proprio preparazione alla tensione agonistica della partita, sia la partita di Trapani che soprattutto quella di ieri, perché posso capire la partita di Trapani, alla fine la partita ultima della stagione, il Catania potenzialmente aveva il record del Como, le 89 punti, per carità, vabbè, però quella partita a livello di preparazione l'ha sbagliata. Nella gestione in corsa abbiamo visto molta confusione nelle sostituzioni, alcune abbastanza inspiegabili. Ieri idem. Ieri la partita, a mio avviso, è stata preparata male e gestita male in corsa, perché ci sono state delle scelte dell'allenatore che non mi hanno convinto. Castellini fuori, metti il Rizzo centrale. Però lo stesso allenatore che per tutte le altre 33 Angelo, partite abbiamo premesso io non voglio fare qui l'avvocato di nessuno. Campionato straordinario, perché il Catania lo ha dominato come un rullo compressore. Dobbiamo circoscrivere l'analisi a queste 2 partite. Secondo me sono 2 partite preparate e gestite male, perché, ripeto, anche i cambi di ieri davano il senso della confusione. Alla fine è stato tolto quello che secondo me era il giocatore più in palla del Catania, che era Boccia, è stato tolto per mettere un altro giocatore in quella zona del campo. Il caso ha voluto 2 minuti dopo che è uscito Boccia e il Catania ha preso gol là. Che fa altre cose migliori. Con tutti gli errori dell'assistente. Però se vediamo poi nella Moviola la partenza dell'azione del Sorrento sul gol dell'1-0, possiamo vedere la posizione sbagliata almeno di 2 giocatori del Catania su quella zona. Allora io chiedo alla regia, intanto ripartiamo dalla Moviola e vediamo di nuovo la posizione di Pedicone, perché è molto indietro. Alza la mano, vede anche lui il fallo. Chiedo di nuovo di riproporci il fallo. In corsa poi. Sì. Rivediamo di nuovo e ripartiamo con la Moviola. Eccolo qui, lo vediamo dall'immagine dal basso. Questa è l'immagine larga. Nell'ultima immagine vedremo la posizione di Pedicone. Questo qui è ancora, no, ce n'è un'altra ancora dove si vede in maniera più però chiara. Già qua si intuisce che c'è qui Lorenzini una criticità che costringe Lorenzini ad andare a uscire. È impossibile che l'assistente... E qui permettetemi, forse qualche cosa Beders poteva fare, anche la Pisarda poteva intervenire. Ma secondo me tutti sono fermati perché pensavo che doveva fischiare. Guarda, qui si vede, se andiamo avanti con forse questa posizione, però Coppa, eccolo qui, vede, arriva Marco Coppa che usava prima, impossibile che non l'abbia visto, purtroppo è successo. Intanto è successo. È impossibile, perché anche se lui non avesse visto
sto ipotizzando perché voglio bene all'assistente, non abbia visto il tocco di mano, ma se vedi la traiettoria della palla nel momento in cui Lorenzini Esatto. ha calciato e sta palla fa un giro diverso, assolutamente al Ma contrario. siamo sicuri che l'assistente stesse guardando quello che stava succedendo in quel momento? Guarda, ho qualche dubbio, probabilmente stava già guardando altro So, però e non seguiva i due giocatori. l'errore è troppo grave. Questa è la mia interpretazione. Possibilmente invece correva a testa bassa. Sì, Era sì, proprio andava- nel momento in andava- cui sì, sì. stava Probabile. rincorrendo la bandierina per vedere quello che un'eventuale posizione di fuorigioco o una posizione regolare, un fallo in attacco Diciamo che in area. stiamo parlando però sempre di dilettanti, quindi così come i giocatori sono classificati dilettanti in questo campionato, anche gli arbitri sono dei E dilettanti. il margine di rischio che è commisurato alla categoria. Esattamente. Non Allora, è detto Poi che l'anno un'altra prossimo considerazione, troviamo Angelo, perdonami, arbitri migliori. una considerazione. volevo fare vedere un po' di episodi Sì, ma ancora. proprio è brevissima. Marco Coppa, profondo conoscitore insomma, del calcio, della Serie D, vorrei capire da lui se magari il girone I della Serie D a livello qualitativo magari era un girone più facile da vincere rispetto magari al girone dove ha militato il Sorrento, che era il G, oppure di altri gironi. No, perché poi alla fine nel primo confronto con altri gironi Però non può fare testo una No, no. partita che arriva a fine campionato. Per carità, secondo me, per carità, è così uno spunto di Una riflessione. Da ignorante quali sono delle squadre degli altri gironi in senso specifico del termine. Magari ecco un Marco No, io Coppa che sono convinto che in tutti i gironi della Serie D le prime 3-4 squadre abbiano sempre qualcosa di più rispetto a tutto il girone in generale, no? Sia da un punto di vista qualitativo che poi da un punto di vista anche dell'organico, da un punto di vista dello staff, da un punto di vista soprattutto delle società, perché noi purtroppo, io dico sono il primo, ogni tanto non ci penso, che questi campionati, soprattutto questi campionati, per il 70% vengono vinti eventualmente, se vinti, vengono vinti grazie a una struttura societaria importante alle spalle, grazie a una società seria, organizzata come è stata quella del Catania. Ora poi la domanda che mi fai tu è assolutamente di campo, io non conosco benissimo l'altro girone, però il Sorrento, il Brindisi, ho visto le rose di queste squadre, sono squadre comunque importanti, sono tutti giocatori che provengono da altrettante squadre importanti. Io ho visto un po' i giocatori che dovrà affrontare il Catania del Brindisi, sono tutti giocatori che hanno giocato con Casertana, hanno giocato con chi proviene dalle giovanili della Fiorentina, chi ha esordito con la Fiorentina, hanno giocato con il Casarano, Atalanta, Torino, Torino. Voglio dire, sicuramente si stanno andando a confrontare oggi in questa Bull Scudetto, vanno a confrontarsi con squadre che sono un po' più a livello del Catania stesso. Non lo so qual è il girone più difficile, sicuramente il nostro, io credo che sia forse se non il primo, fra i primi in assoluto il più difficile di tutti i gironi. Allora, torniamo di nuovo agli episodi da Moiola, così svisceriamo questa partita. Il primo episodio non è questo ovviamente che stiamo vedendo noi qui in studio, eccolo qui. Qui forse c'è anche un altro errore, stavolta del direttore di gara. Perché qua il terzino già ammonito commette questa trattenuta reiterata su De Luca, mi pare. sì. E insomma ha rischiato il secondo cartellino. No? Qui ci poteva stare sicuramente. Ma chi c'era lì nei pressi? Il nostro amico De Palma. No, però attenzione, qui l'ha chiamata, la punizione l'ha chiamata. La sbandierata, sì. La sbandierata, così come nel fallo di mano ha fatto chiaro cenno a Lorenzini che non c'era niente, lui dice che non c'è niente. E non È c'era chiaro, neanche lui in campo. l'avevamo già visto e sottolineato. Poi, fra gli episodi che abbiamo voluto... Posso dire però sinceramente che questo, la chiamata è giusta, il cartellino giallo per quella che è stata la conduzione del direttore di gara durante tutta la partita, in termini generali, al netto ovviamente delle 4 giornate di squalifica che si è preso Lorenzini per avere ovviamente si è preso 4 giornate ovviamente perché avrà reagito in modo assolutamente diretto nei confronti dell'arbitro,
Ma tu immagina in quel tu momento, avrai- mettiti nei panni di Lorenzini Assolutamente. che vede qualcosa che non è da regolamento e corretto. Io capisco che un professionista No, dovrebbe, Angelo, dico, è l'evidenza, accettare. è l'evidenza o del deve fallo. accettare. Capisci? Non si tratta qui di un problema se sulla linea e quindi è calcio di rigore, poi un centimetro dietro la linea allora non è calcio di rigore. Su quello potremmo parlare a volte per ore in assenza di VAR. Questi tre che stanno in campo, dico gli arbitri in termini generali, in una situazione del genere hanno sempre un margine di errore molto ampio. Qui c'è un'evidenza, cioè c'è diciamo la sfacciataggine del fallo di mani e ovviamente la reazione non può che essere veemente a fronte di una Però Angelo situazione. non si deve cadere, attenzione, non si deve cadere in queste sono delle trappole vere e proprie, perché una volta che tu subisci il gol e subisci tutto quello che è, a quel punto la squadra, secondo me, deve fare quadrato e dire adesso andiamo Angelo, in area facile di a rigore. dire. No, io sto dicendo, L'allenatore. io Facile a capisco, dirsi, però ma non a farsi. una squadra come il Catania, preciso, una squadra come il Catania, adesso vado in area di rigore e vado a segnare Una il gol. squadra Ci come il devo Catania, provare. In realtà Angelo di il un mese Catania di un mese fa di un mese fa Secondo me ecco, sta tutto lì esatto, la differenza. il Catania di un mese fa Avrebbe reagito in maniera diversa. E allora? Il Catania di un mese fa avrebbe reagito, Lorenzini sarebbe stato espulso perché No, forse lui non sarebbe non lo stato so, neanche però lo espulso. avrebbe probabilmente sì, perché l'evidenza era così No, dico, tu chiara. saprai sicuramente perché 4 giornate sono importanti. Sono importanti. Vabbè, avrà detto qualcosa di importante. Io a questo Ingiurie, punto, epiteti, Esattamente. Ci sarà stato. no, a questo Sicuramente. punto me Detto lo alla auguro, Catalla, guardate, ci sarà me lo stato. auguro che sia stato pesante, perché io avete capito che non voglio tantissimo bene alla classe arbitrale, perché quest'anno io sono stato squalificato per un mese per una cosa che non Quest'anno ho fatto. tu hai allenato, lo ricordiamo? Il Taormina. Taormina. Che ha che ha sfiorato. lottato per la promozione in Serie D con la IG Virtus. Sì, però dico, sono stato squalificato per una cosa che non ho fatto, per cui noi siamo poi allenatori, giocatori, siamo in mano ad una penna che è quella dell'arbitro, che sul referto può scrivere quello che vuole e non è che poi hai possibilità Di ribattere, no? di ribattere, anche perché purtroppo nei dilettanti non c'è la Scripta prova, manent, dicevano non la c'è TV, no? E quindi... la prova video, per cui non puoi neanche ribattere in un'altra. Siamo in mano alla penna di questi signori, che ogni tanto incontriamo signori un po' più equilibrati, ogni tanto meno, ogni tanto si portano sicuramente i problemi che avranno fuori, se li portano in campo. Io dico, dobbiamo ringraziare sempre questi ragazzi che decidono di fare il mestiere dell'arbitro, altrimenti probabilmente non si giocherebbe più al calcio. Qualcuno lo deve pur fare, però se decidi di farlo lo devi fare bene. Lo devi fare bene. Esatto. La cosa grave è che quest'anno arbitri bravi Ce ne sono stati ne pochi. abbiamo visti pochissimi. Significa che in Non c'è questo proiezione ricambio. il ricambio per le categorie superiori è molto Questi sono complicato. quelli che saranno Permettetemi di promossi. salutare intanto un telespettatore che ci segue dal Canada e ci ringrazia per quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione, che insomma, ha seguito le partite del Catania, E noi lui così ringraziamo come tanti loro altri per tanti- che hanno seguito. Allora, torniamo alla partita, il, No, palo, scusami, il palo di Scala. No, io non sì. voglio difendere la classe arbitrale, però sulla Angelo, però non puoi fare, non puoi, questa è deformazione professionale, per forza. non voglio difendere l'indifendibile. Abbiamo detto che sicuramente l'arbitro ieri è uno tra i più scadenti che abbiamo avuto, in media ha un buon 50% di arbitri che abbiamo visto lungo tutto il campionato. Però la gestione della partita dell'arbitro fino a quel momento non era stata così scandalosa. Angelo, però tu d'accordo. l'hai visto dal campo, io l'ho visto dalla TV, ero qui, ho seguito, guarda, aveva un atteggiamento passami il termine, supponente. Ma d'accordo, ma quanti arbitri lo hanno avuto venendo a Catania? Ma ti rendi conto che questa è gente che normalmente è abituata ad arbitrare partite davanti a 80, 90, 100 persone, 1000 persone quando Angelo, ma ieri addirittura il Massimino era un campo tranquillo, c'erano 6.500 persone contro 20.000 la settimana precedente. Venire ad arbitrare al Massimino, per chi è abituato a palcoscenici da 500, 1000, 1500 presenti, allora cosa fai? può ingolosire chi ha
si sente di Manie avere di grandezza. esatto, l'autorevolezza di poter determinare. Però nella mediocrità della direzione arbitrale di ieri, fino a quel momento eravamo in linea con tanti arbitraggi. Però quella è stata la goccia che ha fatto traboccare anche il vaso. Permettimi questo. Allora, c'è qualcuno che molto brava, mi dicono qualche donna arbitro da casa molto sono supponente. preoccupati per la tua alimentazione e ti vedono dimagrito. Questo una segnalazione che ricevo in questo momento. È l'avvilimento che abbiamo preso dopo le ultime due Possiamo sconfitte. vedere il prossimo episodio, così cerchiamo di andare avanti, siamo troppo sì. fossilizzati. Vediamo il prossimo episodio, che è un campanello d'allarme per il Catania. Vediamo se ce l'abbiamo, il collegamento fra poco lo vediamo. Questo è il Palo di Scala. palo di Scala. Anche qui ragazzi, non è che si poteva fare molto meglio su questa... L'uscita di Beders non mi sembra tra le migliori della stagione. Poi il problema è è bravo a toccare il pallone e a deviarlo sul Quando palo. dicevamo prima che erano sempre lontani dai rispettivi, guardate che al limite non c'è nessuno. Sì. E Lodi, che è il primo uomo che deve andare, che deve uscire sul portatore, è molto lontano. Sì. E quindi calcia con bellissima coordinazione, ma anche con grande serenità. Certo, non ha opposizione. Un bel destro al volo, tra l'altro. Vabbè, insomma, poteva essere il gol della domenica, attenzione Bella anche questo, squadretta, perché allora, questo è un altro. Non Poi, togliamo il merito agli avversari, che sono stati bravi. Quindi... Poi c'è un altro episodio che vede protagonista sempre Scala, un sospetto fuori gioco, è stato fermato e qui Bisogna vedere la posizione. adesso in ci basso. arriviamo ragazzi, ci arriviamo Di perché Rizzo. grazie stamattina alla pazienza di Francesco Mi Gigante. sembra in gioco, Mi sembra in fuorigioco No, perché in gioco. no, io ti Mi dico che sembra in gioco. se tu osservi le linee del campo che non sono chiarissime e adesso torniamo indietro, Alessandro, Questo è sempre lo guardaline. rivediamo di nuovo, è sempre lui l'assistente. Mattacchione. Sì, esatto. Però se voi vedete c'è un momento in cui si ferma l'azione, questa è l'azione in velocità, poi dal prossimo momento osservate la posizione del giocatore quando si ferma, ecco qui, vedete dov'è la linea nera? Chi è? Ecco, è Rizzo? Scala il giocatore. Rizzo. Come però, si vede che non è un difensore. sì, però potete notare come il giocatore sia almeno mezzo metro più avanti rispetto al giocatore del Catania, perché si vede, si evince dalle linee del campo che non sono chiarissime, però la posizione del giocatore del Catania risulta essere indietro rispetto alla linea più demarcata. Forse noi abbiamo, eccolo qui, Sì. vedete? Se vedete e tirate... Angelo, que- ascoltami, chiamata, ecco, anche qua. Qui possiamo discutere. Qui c'è il beneficio del esatto. dubbio. Qui possiamo discutere. Bravo, non bravo, chiamata giusta, chiamata sbagliata, possiamo arrabbiarci. Se non l'avesse chiamato il fuorigioco avremmo probabilmente detto che invece la posizione era irregolare. Ragazzi. Ma il guardaline Mattacchione, come Ok, perfetto. battezzato Alessandro Vagliasindi, questo la può anche indovinare o sbagliare. ma Torneremo quella sugli no. episodi fra non Sì, molto. sì, Intanto devo salutare e ringraziare Alessandro Cicchetti che è in collegamento con noi. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti, ciao Angelo. Ti Buonasera. vediamo. Ecco, adesso vogliamo vederti in faccia perché prima non ti vedevamo. Grazie. No, vabbè, voi proprio praticamente mi avete preso in una serata allucinante dove avevo il piacere di accettare questo vostro invito e sono seduto per terra al di fuori di un ristorante. E quindi Alessandro, noi ti aspettiamo in studio molto presto, dai. Così magari ci facciamo perdonare per questo. No, ma assolutamente, avevo veramente un grande piacere. Era una serata importante, però avevo piacere a partecipare a questo invito e vi ringrazio, anzi scusate per No, lo va bene, stato. va benissimo. Va benissimo adesso, guarda Alessandro, la considerazione che possiamo fare Da prima che andiamo tutti allo stesso parrucchiere, ciao Alessandro, e questo ormai Ciao, è Angelo. il segno dei tempi, il segno dei tempi. Allora, Sì. Alessandro, ti sei fatto un'idea intanto della partita di ieri del Catania, di questa sconfitta? Allora, sinceramente io ero fuori per lavoro, sono rientrato Sì. stamattina in Sicilia, quindi non ho avuto modo di vedere la partita se non qualche episodio. Quindi non potrei esprimere il mio giudizio in maniera sincera, potrei soltanto... Poi c'è un signore che passa adesso, quindi non è che sta parlando al telefono. A parte gli scherzi, non avrei la possibilità di poter spiegare. Però dico una cosa, la partita secondo me
già a prescindere si presentava in maniera molto difficile. Perché si presentava molto difficile? Perché comunque il Sorrento fino a 3 giorni fa era in regular season, quindi era con tutti i crismi sia psicologici, sia caratteriali, sia fisici ad affrontare una partita di livello importante. Il Catania, dove ho letto, ho sentito, ho discusso anch'io su questa partita, che veramente si è presentata con tanta voglia, ma comunque alla fine a livello psicologico è normale che c'hai un passo di natura diversa dopo che hai vinto il campionato da 2 mesi, ma non tanto perché hai mollato o perché magari fai chissà che cosa, ma perché comunque questi vengono dalla regular season che è finita 3 giorni fa, come il Brindisi, da 3 giorni fa, 10 giorni fa, ma come il Brindisi che noi affronteremo, il Catania affronterà mercoledì, no? E sarà una partita di una difficoltà incredibile perché loro sono ancora nel ring, ancora sono a livello psicologico alla lotta vera. Catania sono 2 mesi che ha vinto, che non è giustificabile, no? Però mettiamoci anche nei panni di questi ragazzi che nonostante da 2 mesi abbiano vinto e hanno continuato la striscia del campionato in maniera veramente molto importante, leva Trapani, perché se non viene annullato il gol a Rapisalta il secondo tempo in maniera vergognosa, comunque tu non hai perso a Trapani. Ok? Alessandro, così. Ciao, sono Alessandro Magliasini. Da Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao, scusami. Ciao. Allora, settimana scorsa avevamo in studio Gianluca Litteri. Tra le varie considerazioni, Litteri ha detto che tra la Serie D e la Serie C ci sono almeno 2 categorie di differenza a livello di qualità, di difficoltà oggettive. Sei di questo avviso e se sì, in che cosa è molto diversa la C dalla D? Allora, guarda, Alessandro, cerco di spiegarmi, no? Ormai oggigiorno il livello delle categorie è netto, è inevitabile. 15 anni fa un buon giocatore di Serie D poteva essere un ottimo giocatore di Serie C e così via, no? Un ottimo giocatore di Serie C poteva essere un ottimo giocatore di Serie B e così via. Oggi per giocare in Serie A non ci vuole più l'ottimo giocatore di Serie B e a cascata andiamo avanti, inutile che mi dilungo. No, io Gianluca è un ragazzo che ho assistito per 10 anni, quindi lo conosco benissimo, a me non mi sembra. Allora, quello che voglio dire io è questo, no? Io ho avuto la fortuna di giocare per 14 anni, poi ho deciso di smettere di giocare e ho iniziato a fare il mio lavoro, no? Ho sempre giocato a vincere, io ho vinto 2 campionati in 14 anni e ho sempre giocato a vincere non è mai facile in qualsiasi categoria, cioè che il Catania quest'anno spaccasse il campionato non era scritto da nessuna parte, non perché tu c'avevi Litteri, Jefferson, Sarao, Rapisarda e compagnia bella, tu vinci, non è scritto, ci vuole un'alchimia di ingredienti, un'alchimia di situazioni dove ti portano a creare quel branco che ti porta poi a vincere. Mi spiego? Ma a vincere, ragazzi, non è mai facile, mai, sappiatelo. Cioè io oggi leggo dei commenti, con tutto il rispetto, perché io poi rispetto tutti, perché soprattutto la stampa ha il diritto, è legittimata a farlo, perché devono avere il diritto e la libertà, no, di comunicazione e tutto quanto, ma io oggi ho letto di disfattismi nei confronti di questa squadra che, credetemi, cioè, rimango allibito dopo 27 anni che vivo a Catania, cioè, ma nessuno si mette nei panni di un gruppo di lavoro, no, che sono 2 mesi che ha vinto un campionato e ci sta che toppi la partita contro il Sorrento. Ho sentito addirittura che ci sono state delle contestazioni ieri da parte delle tribune, che ci sta pure da parte dei tifosi, perché i tifosi poi sono sanguigni, queste cose qui, però ci vuole anche un po' di buonsenso. Contestazioni allo stadio no, assolutamente. Eravamo lì. No, Alessandro, ti parlo non contestazioni vere, però dico qualche rimprovero, qualche mal di esagerato, so che c'è sì, qualche mal di che ci sta, cioè è legittimo. Però io dico, ragazzi, cioè, si è ritornati sul calcio che conta, calma. Cioè, l'anno prossimo la C è vero, è un altro mondo, ci vuole compattezza, ci vuole unione. Quando io inizi il campionato a Catania nel 1999, quindi stagione 98-99, sino alla stagione prima a noi ci si parlava di Cantarutti ancora, di Mastalli,
Quando hanno cominciato a parlare di Cicchetti, di Bifera, di Monaco, di Tarantino e compagnia bella, abbiamo vinto il campionato perché ci siamo uniti. Allora, a Catania, secondo me, che è una piazza straordinaria e importantissima, bisogna trovare, no, aspetta, a parte i tifosi, ma giornalisti, Angelo, c'eri anche tu, lo sai, Come no? Me lo ricordo. Si era trovata. No, c'eravate tutti, tutti quelli che siete là. C'eravate tutti, però si era trovata una compattezza tale, no, che eravamo diventati un macigno insormontabile. Allora qui bisogna cominciare a preparare il macigno per l'anno successivo, che l'anno successivo è un anno difficile. È sceso il Benevento, non si sarà sceso il Cosenza, ci sarà il Pescara forse, ci sarà il Crotone, ci sarà il Foggia, ci sarà l'Avellino che sarà agguerrita per potersi riprendere dopo Alessandro, però non so quanti milioni. Posso chiederti allora una cosa, se è vera la tua disamina, è chiaro che il Catania... No, per quanto mi riguarda l'ho fatta, è vera. Lo so, non nel senso, no, se è vera la tua disamina, come no, la tua è verissima. Poi mi ricordo benissimo come si vinse quell'anno quel campionato, hai perfettamente ragione. Eravamo l'unica cosa. Abbiamo tutti una specie di due con tutto il tempo a remare tutti alla stessa direzione. Però dico, se è vera la tua disamina del calcio moderno e del calcio tra categorie diverse, è anche vero che un campionato a vincere, allora il Catania a vincere o a cercare ovviamente di vincere, perché vincere è difficilissimo, l'abbiamo detto per 34 giornate di questo torneo, dando i meriti a un gruppo di allenatori, all'allenatore, a Ferraro, alla dirigenza, perché anche lì è stato un miracolo anche il come si è vinto, competenza e bravura. Però mi vuoi dire pure che se devi fare un campionato a vincere l'anno prossimo devi iniziare a strutturare una squadra con giocatori che gravitano nella Serie C. Non puoi mutuare buona parte del gruppo trasportandolo dalla Serie D alla Serie C. Angelo, ma noi non sappiamo cosa sta pensando di fare ma intanto non la dirigenza. Chiedo però se l'esperienza di Cicchetti ci porta a raccontare probabilmente un'ipotesi Catania con almeno 9-10 rivoluzioni in campo. Ma io chiaramente non sono un dirigente, quindi io le strategie di mercato non le so, sinceramente tra virgolette non ho neanche grande interesse a saperlo, no? Se non per quanto riguarda il mio assistito. No, ma per le tue esperienze, per la tua esperienza. Però per la mia esperienza io ti dico che comunque forse aiutatemi voi, sto sbagliando qualche cosa. 5 anni fa la Juve Stabia di Caserta e di Polito. Esatto. 5 anni fa forse. Sì, perché poi c'è stata Regina, poi Ternana, poi Bari, poi Catanzaro. Perfetto. Cioè vinsero un campionato contro qualsiasi aspettativa, qualsiasi pronostico, no? Perché comunque poi alla fine vincere il campionato è come è successo quest'anno nel Catania, si devono coalizzare una serie di episodi e bisogna mescolare una serie di ingredienti tali che ti portano poi a svilupparti e diventare branco. Non scordatevi anche la vittoria del Cosenza, sempre forse 4-5 anni fa. Però ai playoff. Però vi ricordate che alla fine, vi ricordate, bravissimo, e vi ricordate che la prima partita di playoff contro la Sicula di Onzio a 10 minuti alla fine erano fuori dai playoff? Sì, certo me lo ricordo, assolutamente. Vi ricordate l'altro anno il Palermo che ha fatto praticamente il Palermo che non aveva un così grande squadrone, no? Però poi alla fine hanno fatto branco e se vi ricordate hanno cominciato a vincere fuori casa dalla seconda metà del girone di ritorno e poi i playoff hanno sempre vinto fuori casa. Non subivano gol fuori casa. Non subivano fuori gol e nei playoff hanno sempre vinto fuori casa, perché a un certo punto poi ci sono una serie di cose dove ti fanno unire e ti fanno diventare più forti di quello che sei. Ma pongo un altro esempio andando sopra quelle che sono queste categorie. La Roma, no? La Roma delle grandi, anche secondo il mio punto di vista, è meno attrezzata dell'Atalanta, va bene? Però oggi la Roma si ritrova a fare la seconda partita della semifinale di Europa League con un contesto squadra dove Bellotti non ha mai fatto gol in campionato, dove Ebram ha fatto 7 gol, cioè, dove ieri contro il Bologna ha giocato con 4 ragazzi del 2003, 2004, 2002 e 2000. Cioè,
e ha ottenuto un grande risultato. Allora ci vogliono una serie di combinazioni che ti portano poi a ottenere i risultati. Cioè non è detto che se tu spendi 10 milioni di euro vinci il campionato. Cioè il Bari, da quello che so, ma non credo che, non so se siano verità o no, ma da quello che si dice nel nostro mondo, il primo anno di Serie C ha speso 15 milioni, non ha vinto. Alessandro, scusami, mi chiedo scusa un attimo. Lo conosci? Ho Questo ragazzo nigeriano. Glielo vuoi fare fra un 10 istante? sì, ok. Permettetemi, devo fare 40 secondi di sosta. Alessandro, torniamo da te fra pochissimo. 40 secondi, 40 secondi. Sì, sì. Brevissima sosta. Allora, la domanda che era rimasta appesa, Patanè. Ma io, guardando la formazione del Brindisi, quella che il Catania dopodomani andrà ad affrontare, c'è un ragazzo nigeriano che ha 18 anni, classe 2004, tra l'altro prima esperienza in Italia, che si chiama Opoola, che questo ragazzo ha fatto 10 gol. 11, compreso quello di ieri. Con quello 10 di in ieri, campionato e uno nello spareggio. Esatto. E poi Danna, che è il capitano, che invece di gol ne ha fatti 8. È una squadra che gioca un calcio avvolgente, perché ha questa batteria di trequartisti, questo elemento offensivo che è Santoro davanti, che segna di meno degli altri. E quale potrebbe essere a questo punto, Alessandro, l'insidia più grande, andando nell'attualità, del Catania dopodomani a Brindisi? Allora Angelo, io mi conosco molto bene la squadra del Brindisi, quindi mi trovi un pochettino impreparato su questa risposta che io ti posso dare. Però ti dico, secondo me l'incognita più grande è l'aspetto psicologico con il quale il Catania si può presentare in questa partita, perché per quanto Danna è un buon giocatore, io lo conosco, è un ottimo giocatore, no? Questo ragazzo me ne hanno parlato e so che è un buon giocatore, però io credo che l'organico del Catania, a prescindere, sia superiore a tutti gli organici di Serie D, ok? Come numeri. L'incognita è chiaramente che questi hanno vinto lo spareggio ieri, no? E quindi questa incognita potrebbe essere negativa o positiva per loro. Negativa perché magari hanno fatto una partita importante contro la Gavese, no? Quindi è stato uno spareggio importante, e in senso negativo. E positivo potrebbe essere che loro ancora oggi sono con l'adrenalina del campionato e dove si trovano pronti già a lottare, a fare una partita vita e morte. Questo è. Ale, scusami, velocemente così liberiamo Alessandro che stiamo rubando alla sua cena. Sì, Ale, nel processo di catanesizzazione di questo organico, sì, c'è possibilità di rivedere Kevin Biondi a Catania l'anno prossimo? Allora io mi auguro che ci sia la possibilità di poter parlare con loro nel caso in cui, perché sarebbe per me, ma anche per il ragazzo, una cosa molto importante. Ad oggi io non ho avuto nessun contatto, in quanto comunque loro ancora stanno giocando ed è normale che sia così, no? Poi il ragazzo ha 2 anni di contratto col Pordenone, scadenza 2025, quindi sono tutte cose che si vanno a delineare strada facendo. Però ad oggi io obiettivamente è soltanto eventualmente un grande piacere, perché lui è attaccatissimo alla città, alla maglia, e sarebbe un piacere dopo la Pisarda vedere un altro ragazzo così attaccato poter lavorare e soffrire e sudare per la maglia della propria città. Farebbe piacere anche a noi, Ale. Sarebbe un onore. Alessandro, allora noi ti aspettiamo in studio molto presto, speriamo di poterci vedere qui in studio. Grazie per l'invito. E ti lasciamo alla tua cena. Buona cena. Buona cena. Vi saluto a tutti e due gli angeli, ad Alessandro, che mi sembra di aver visto anche Marco lì. Sì, Ale. Sì, ciao Marco. Ale, ma tu l'hai visto l'espulsione di Lorenzini? No, vabbè, là è il guardalinee che si mette testa a testa con i giocatori. Sì, no, era per 5 anni di calcio. Era per dirti che tu prendevi 6 mesi di squalifica. Io credo che forse 24 mesi, ma 24 mesi. Grazie È stato anche bravo Filippo. È stato anche bravo. Alessandro, una buona serata. A presto, alla prossima. Buon lavoro, buona serata. Vorrei approfittare, così poi abbiamo una decina di minuti, anche di più,
per chiudere la trasmissione, fare l'ultimo break e poi una pillola con l'intervista a Mattia Vitale che ieri ha parlato anche del suo futuro. Due cosine sul futuro della guida tecnica del Catania. Parliamo ancora di invece, mercato. con Marco proprio invece intenzione di capire da allenatore come si prepara la partita di dopodomani. Pubblicità. Allora, eccoci di nuovo insieme. Allora, vediamo questa pillola di Mattia Vitale, il dopo partita di ieri, parla anche del suo, di quello che può essere il suo futuro. Sentiamo. Provare a vincere ormai questo scudetto perché comunque è un torneo importante che ci può far dimostrare che siamo la migliore squadra d'Italia. No, c'è da vedere la Sampdoria cosa fa, perché comunque non è una gran situazione, però comunque sarebbe brutto vedere una squadra come la Sampdoria fallire, però comunque c'è da vedere questo e poi se fallisce ho il pino, ho le coltelle dalla parte del manico. E puoi dunque decidere tu? Sì, a quel punto sì. Sarebbe Catania, non lo so. 70%, dai, c'è da parlare con la società, vediamo cosa se riusciamo a trovare un accordo e comunque a me farebbe piacere rimanere. Allora, queste le parole di Mattia Vitale, ci dicono sul futuro. Sì. Adesso però da casa ci dicono che non bisogna fare un dramma per questa plus scudetto, perché né il Palermo né il Bari, vincendo poi i rispettivi campionati, e anche il Parma hanno poi vinto la Pol Scudetto. Ma noi dobbiamo guardare al meglio, non al peggio. No, ho capito, però voglio dire, non deve essere un dramma il fatto che non stiamo difatti drammatizzando, anzi non stiamo togliendo meriti a nessuno. Abbiamo sottolineato come il cammino del Catania in questo campionato sia stato stellare, di meglio non sappiamo dire. Abbiamo analizzato 2 partite, abbiamo analizzato Trapani-Catania, abbiamo analizzato... però qualcuno può dire su 35, 2 partite che non sono andate come dovevano andare, ci possono stare. E allora dobbiamo dire che è andata bene, abbiamo vinto 2-0? No, è questo così. Però voglio dire, c'è da vedere sempre... Ovviamente, attenzione, giochiamo sempre nell'ottica dei 180 minuti, perché... tutto può accadere dopodomani. Allora, fra poco ci arriviamo alla partita, Alessandro, cosa volevamo dire? Siccome si è iniziato già a parlare di futuro, e tutte queste voci non pensi che a un certo punto possano condizionare? Quando hai vinto il campionato il 19 marzo è ovvio che ti cominci a proiettare è una cosa fisiologica, ti porti avanti il lavoro, è normale, è normale. Dico, si è letto, no, in questi giorni di possibili tecnici accostati alla panchina del Catania per l'anno prossimo. Beh, quello che possiamo dire è che molto difficilmente resterà Ferraro alla guida del Catania, da quello che ci risulta. Per le ipotesi di quello che può essere il successore di Ferraro si è parlato molto di Paolo Bianco. Effettivamente Paolo Bianco è una figura, un candidato gradito alla dirigenza del Catania, ma da quello che mi risulta è molto avanti col Modena e quindi potrebbe allenare in Serie B. Bianco, che fino a quest'anno, ricordiamo, era nello staff della Juventus, ha interrotto il suo rapporto col club bianconero e da quello che mi risulta è insomma abbastanza avanti con il Modena. È vero che il Catania valuta il profilo di Fabio Caserta, un altro allenatore che ha fatto benissimo in Serie C, ha vinto a Castellammare, ha vinto a Perugia, è un ex giocatore del Catania, non si è lasciato benissimo con l'ambiente rossazzurro, ricordiamo il trasferimento da calciatore dal Catania al Palermo con uno strascico di polemiche. Ma fu una super mega plusvalenza per il Catania. Assolutamente sì, la partita Catania-Juve Stabia dell'anno del Lecce, per capirci, con una Juve Stabia che venne qui a fare la guerra senza apparenti motivi, obiettivi di classifica. Però, dico, al di là di questo, Fabio Caserta è sicuramente un allenatore che ha dimostrato di saperci fare, fa un bel calcio, potrebbe essere, diciamo, un nome con i requisiti giusti. Allora,
volevi dire qualcosa tu? No, io mi ero già perché portato... volevo non abbiamo visto le pagelle di ieri, Ora ci arriviamo. almeno quello e anche il prossimo avversario, Sì, perché esatto, allora facciamo una cosa, guardiamoci le pagelle di ieri. è giusto, insomma, perché ho proprio una curiosità. Però strozziamo questo discorso, sto ragionando su Ferraro. Angelo, secondo te resta o no? Secondo me Ferraro non resta, Ok. non resta non per demeriti, perché ha dimostrato di essere riuscito a vincere con un ampio anticipo rispetto anche alle più rosee previsioni, quindi è un allenatore che conosce la categoria, conosce... i successi anche negli anni lo passati dimostrano, lo dimostrano. non ha bisogno di curricula oltre quelli che ha potuto dimostrare a Catania, però reputo che sia un ciclo che si è concluso, cioè era Ferraro forse anche all'origine un allenatore a tempo, cioè un allenatore di Serie D per vincere la Serie D. Se il ragionamento è uguale anche per il Catania nella prossima stagione, Ferraro non può essere, ma forse non poteva essere neanche in partenza, al di là dell'eccezionale risultato, l'allenatore futuro del Catania, perché nella proiezione c'è un allenatore giovane che conosce la categoria e che ha vinto o che comunque è impredicato di vincere questa categoria. Io aggiungo un'altra cosa, che quando si costruisce una squadra per la Serie B è necessario fare un programma biennale e devi essere pronto anche, Esatto. considerato il fatto che tu, Catania, ti prepari ad una stagione di alta classifica, devi essere pronto Poi dico, anche per il salto di categoria. non puoi sbagliare, e devi allenatore. Puoi devi anche- avere un allenatore in grado di poterti prendere, Gestire. portare per mano anche nel campionato cadetto. Due cose. E Caserta ha allenato anche in Serie B. Angelo. Esattamente, due cose devo dire, perché poi quando diciamo qualcosa ci sono le precisazioni. È vero, il Palermo quell'anno non ha giocato la pool perché il campionato Si è fu fermato per il Covid, però il Parma e l'altra squadra che diciamo il Bari il campionato l'hanno vinto, hanno giocato la pool, però voglio dire, lasciamo stare, sono discorsi che servono a poco e a niente. Pagelle. Le pagelle, vediamole così ci togliamo questo dente, ci sono pochissime sufficienze, poche. Beh, direi due, Boccia e Vitale, che mi sembrano quelli che un po' sono emersi al grigiore generale, che coinvolge tutti i reparti, coinvolge ovviamente anche la conduzione del tecnico, a cui ho attribuito 5, e poi il premio, diciamo, a Boccia, perché, come spiegavo nella motivazione, è sembrato avere una condizione, diciamo, inversa a quella di gran parte dei suoi compagni di squadra, ed ha avuto il merito di fornire gli unici veri assist della partita. Sì, nel primo due cross. tempo, due belle iniziative sulla sinistra per la testa di Manuel Sarau. Ma ne posso approfittare dalla schermata delle pagelle 30 secondi. No, per parlare con Marco e capire come si prepara una partita come quella di dopodomani al Catania, perché il Catania deve giocarla e io reputo, spero, mi auguro che la giochi per vincere. Nel frattempo possiamo vedere le grafiche Certo. relative a come sono andate le partite della Sì, sì, Pullo sì, Scudetto, sì, così magari- anche altri gironi. Esattamente, negli altri gironi. Nell'ottica di una preparazione di una partita a così breve scadenza, da allenatore cosa faresti? Rimetti l'impianto di giocatori che hai utilizzato 2 giorni prima, ovviamente utilizzando l'effetto frusta o così rinculo da cattiveria, no? Che ti può venire il contraccolpo e quindi cercare di motivarli in questo senso, oppure cambi. Angelo, l'effetto frusta secondo me è arrivato a questo punto del campionato. No, frusta contraccolpo psicologico e quindi li motivi e dici dimostriamo che non è così. Diciamo a Patanea, a Bagliasindi, a Gagliano, a chi scrive sui social che noi siamo invece forti, senza ombra di dubbio, e andiamo a Brindisi e vinciamo. Però sì, appunto, dare iniezione di fiducia a questa squadra, perché arrivati a questo punto del cammino non credo che sia proficuo avere un'altra linea. Ha la fortuna di poter studiare l'avversario e probabilmente deciderà se mettere la stessa formazione o cambiare qualcos'altro. In previsione di quello che ho capito, c'è soprattutto questo ragazzo del 2004 che è bravissimo ad attaccare la profondità, probabilmente, ma io non sono lì dentro e non alleno il Catania,
lui saprà benissimo cosa fare, e la difficoltà più grande degli allenatori, perdonatemi, sono un po' di parte, ma sta proprio nel fare la scelta, che poi sarà giusto o sbagliato lo sapremo soltanto Col alla senno fine. di poi. Lo sapremo soltanto alla fine, però io perché non vedere se Rapisarda potrebbe anche saper fare il centrale di difesa, in ottica di una squadra che probabilmente attacca bene la profondità alle spalle dei difensori, Sì, perché forse c'è un'emergenza Rapisarda rispetto a difensiva. Rizzo è un po' più bravo a non farsi cogliere di sorprese. Diciamo, ai tempi difensore. anche del difensore, diciamo così, no? Ai tempi anche del difensore, se andate a vedere il gol, cioè il gol no, quel fuorigioco, non si capisce se è di fuorigioco o Scala. meno, c'è stato un Movimento non di impeccabile. reparto, diciamo, che non si è comportato benissimo, però non sono Però da non quello sono che colpe di Rizzo. filtra, Marco, pare che si confermi Rizzo al centro della difesa in coppia con Castellini. Ricordiamo che oltre Lorenzisco e Fiato manca Somma ormai da diverse giornate, quindi sarà una coppia difensiva inedita, a Una prescindere. coppia centrale Sì. sicuramente. C'è un messaggio che mi piace leggere perché è la sintesi, no? La festa del papà batte la festa della mamma. Parliamo chiaramente in 19 casa nostra. marzo. 19 marzo il Catania ha vinto il campionato. Il 14 maggio Carina in qualche adesso. modo Beh, il Catania ha preso una topica per la corsa alla Pur Scudetto. Alla fine, ma chi se ne frega, scrive, il prossimo anno saremo in B, è l'auspicio di questo nostro telespettatore. Mi pare insomma anche Carino il di, messaggio. di poter raccogliere Di buon augurio. di buon augurio. Alessandro, vediamo Qualche numero del Brindisi. Esattamente, vediamo. Una squadra che ha conquistato la promozione grazie alla vittoria nello spareggio Ieri. disputato ieri a Vibo Valencia contro la Cavese, un 3-1 che lascia insomma poco spazio alle recriminazioni della formazione campana. Non che è aveva- questo il prossimo avversario, chiedo alla regia. Cavese che un po' come la Paganese si è fermata sul traguardo, perché la Paganese ha perso il campionato a spese del Sorrento all'ultima giornata, la Cavese era stata in testa praticamente per tutta la stagione, è stata rimontata dal Brindisi, hanno chiuso a Paiate e poi nel confronto diretto ha Se avuto non la riusciamo meglio a vederlo fa niente, la formazione pugliese. Dicevamo prima del giocatore che si è messo più in luce soprattutto nella seconda parte della stagione del Brindisi, questo ragazzo del 2004 nigeriano Opoola, che ha uno score importante, 11 gol in 20 presenze, giocatore velocissimo, e quindi penso che sia lui intanto l'osservato speciale su cui lo staff del Catania concentrerà le sue attenzioni da qui a mercoledì. Diciamo Alessandro che gioca anche con un sistema di gioco Gioca consolidato, perché gioca con due mediani, una batteria di trequartisti e la punta di riferimento. Sì. E là possiamo bisogna stare ragionare proprio sulle emergenze del Catania. Chiaramente diciamo prima per la formula di questo Pulscudetto e del girone in cui appunto è inserito il Catania non solo deve vincere, ma deve cercare di vincere anche con più gol di scarto per avere qualche chance, ripeto, di ripescaggio per la miglior seconda dei tre gironi. Penso, è in salita, diciamo che la strada è in È salita, abbastanza però compromessa, ma non è detta non l'ultima è parola. niente diciamo di ancora deciso. Brindisi non perde in casa dal 5 febbraio. Catania non aveva mai perso in Esatto, casa. dal Quindi- 5 esatto. Due sconfitte in casa. Se vogliamo mettere i numeri a confronto, Perfetto, Angelo, diamoli, mi pare che... diamo proprio i numeri. Non Allora, perde in casa il 5 febbraio, potrebbe ricominciare a perdere, mi auguro vivamente che perda. Allora, per ci mano dobbiamo del Catania. fermare, ragazzi. C'è qualcosa da sfumano? aggiungere? No. no, non ci sfumano, però sono le 22, dobbiamo chiudere il nostro tempo per Giovedì? oggi. Giovedì, doppio appuntamento, doppia razione, ma prima di giovedì arriviamo a mercoledì, per grande piacere di Angelo Patanè, che ha un po' di aerei da prendere. Allora, da Brindisi trasmetteremo la partita a partire un piano voli fantastico. dalle 15:30 in Gira diretta. voce che partano in nuoto, lui e Marco Carci. Si stanno attrezzando. Abbiamo preso una canoa a noleggio. Allora, 15:30 l'appuntamento su Telecolo, perché la partita alle 16. Alessandro, si gioca Brindisi-Catania. So che il Brindisi aveva chiesto di spostare alla sera, 20:30. ma non si è potuto Picche. realizzare. Hanno già festeggiato ieri, tra Ecco, l'altro. esatto. Ieri sono rientrati. Hanno aperto lo stadio, rientrò a Vibo Valenza. scalinate. 16 fischio d'inizio, Bene. con Patanè che ci racconterà la partita, Marco Cari sarà a bordo campo, poi giovedì ci siamo, Alessandro, alle Doppio 14:30 con anteprima corner, la sera torniamo con alle 20:45 con corner. Attenzione perché lunedì
Noi A ci siamo, prescindere. lunedì prossimo ci siamo e vedremo. Che sia di buon auspicio. Che sia di perché buon se non ci auspicio siamo, perché il 21, cioè Lo domenica stai dicendo 21 oggi a prescindere. si tirano le somme. Grazie. Allora, richiamiamo Marco, se tutto funziona, no, assolutamente, Va bene. richiamiamo qui. Sarà un promesso piacere. che- Grazie davvero, grazie ad Alessandro voi, Vagliesindi, buona serata. grazie Grazie a ad voi. Angelo Patanè, grazie a Marco Grazie a Coppa. voi. Auguri a tutti voi di una buona serata. Ci fanno vedere delle cose strane dalla regia. Abbiamo finito. Grazie, buonanotte.